I consiglieri comunali Vitellaro e Amil intervengono sulle problematiche del servizio che l'ente gestore Girgenti Acque fornisce ai cittadini di Agrigento e affermano come la gestione del servizio idrico integrato nella città di Agrigento è fonte di continue rimostranze da parte dei cittadini utenti che lamentano, oltre che concrete disfunzioni operative, la difficoltà di rapporto con la società gestore Girgenti Acque e una opinabile applicazione del regolamento d'utenza e ritardi nella gestione dei servizi. Appare evidente, affermano i due consiglieri, che il servizio idrico, per la sua caratteristica e rilevanza pubblica e per la forte incidenza che ricade sulla popolazione, debba essere oggetto di un controllo da parte del Comune di Agrigento per garantire il rispetto dei diritti dei cittadini utenti e la piena efficienza dei servizi idrici. In questo contesto i consiglieri comunali Amel e Vitellaro, unitamente ai gruppi consigliari Agrigento Rinasce e Agrigento Cambia, sono favorevoli alla costituzione di una commissione speciale del Consiglio Comunale che venga investita del compito di monitoraggio e controllo sul servizio e distribuzione idrica nella città di Agrigento, sul rispetto delle condizioni e delle previsioni operative che stanno alla base della convenzione scritta nel 2008 con Girgenti Acque. Amel e Vitellaro concludono quindi che l'iniziativa della costituzione di questo strumento di controllo consentirà di dare ampia informazione sull'organizzazione del servizio idrico in un contesto di trasparenza e rispetto dei diritti degli utenti. Anche il consigliere comunale Gerlando Gibilaro interviene nel dibattito comunale agrigentino. Con una sua nota afferma come nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dello Statuto del Comune di Agrigento, nell'esercizio delle funzioni di sindacato e di controllo che interessano la collettività e l'attività dell'ente, ha presentato e protocollato ai sensi dell'articolato regolamento il funzionamento del Consiglio Comunale e dello Statuto del Comune di Agrigento numerose interrogazioni che fino ad oggi non hanno ricevuto alcuna risposta da parte dell'amministrazione pro tempore. Gibilaro chiede pertanto all'amministrazione comunale di attivare tutte le procedure tecniche e amministrative tese al reperimento di tutte le interrogazioni presentate, nonché le ricevute di trasmissione delle stesse all'ufficio del gabinetto del sindaco. Gibilaro chiede altresì all'ufficio di presidenza del Consiglio e agli uffici competenti l'attuazione nel Comune di Agrigento, secondo l'articolo 30 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che testualmente recita: il Presidente del Consiglio trimestralmente riferisce al Consiglio sulla situazione relativa a interrogazioni, considerato, fa notare Gibilaro, che fino ad oggi tale disposto non è stato applicato e attuato. Intanto emerge l'intensa attività di prevenzione e controllo in materia di sicurezza stradale da parte del nucleo di infortunistica stradale della Polizia Municipale di Agrigento. Infatti nel mese di gennaio 2017 sono 15 gli incidenti registrati dall'agente della locale, in cui sono rimaste ferite 5 persone, 10 invece sinistri, rilevati con danni alle sole cose. Il nucleo di infortunistica stradale interviene quotidianamente e monitora il territorio urbano ed extraurbano e si è occupato, oltre che interventi di varia natura, anche della verifica delle patenti di guida, delle carte di circolazione, del controllo delle assicurazioni e delle revisioni auto.